Parliamo di questa iniziativa del Santo Natale che già l'anno scorso è andata bene, il regalo in sospeso in collaborazione con diversi enti e associazioni della città. Sarà comunque Natale, questa è l'iniziativa che l'amministrazione comunale promuove per la terza volta consecutiva, quella del regalo sospeso, destinata a chi? Alle famiglie che hanno sicuramente maggiore bisogno, ma soprattutto a quei bambini che magari in questo Natale possono sentirsi più tristi rispetto alla situazione socio-economica della propria famiglia. E qui l'intervento dell'amministrazione attraverso questa iniziativa, grazie alla collaborazione con Confcommercio e con il Leo Club Agrigento Host, dove si farà questa raccolta attraverso le attività commerciali che hanno aderito al progetto e i cittadini che vogliono, nel momento in cui si recheranno in queste attività commerciali per fare i propri regali o per fare i propri acquisti, avranno l'opportunità di lasciare un dono e quindi il regalo sospeso, ma quest'anno la novità è anche quella della opportunità di prevedere un voucher in denaro da lasciare sempre come regalo sospeso, dove poi alla fine del progetto, il 20 di dicembre che si concluderà la raccolta, faremo, diciamo così, la distribuzione alle associazioni di volontariato presenti sul territorio che hanno aderito all'iniziativa e la distribuiranno nelle proprie sedi alle famiglie più bisognose. Ecco, voi collaborate a questa iniziativa, ecco, fattivamente quale sarà la vostra funzione all'interno del regalo sospeso? Allora, noi del Leo Club Agrigento Host parteciperemo al regalo in sospeso abbinandola all'attività del TON, che è il nostro tema operativo nazionale, che coinvolge ogni anno nelle giornate del 10 e dell'11 dicembre tutti i club d'Italia. Questa attività consiste in una raccolta fondi attraverso la vendita dei pandorini e quest'anno è finalizzata all'aiuto dei non vedenti. Nella stessa occasione, nella stessa giornata, sensibilizzeremo la collettività a dare il proprio contributo davanti ad uno degli esercizi commerciali che ha contribuito all'iniziativa, magari a sensibilizzare soprattutto il regalo in sospeso che sta mettendo in atto l'amministrazione, e noi del Leo Club Agrigento Host parteciperemo con una donazione fattiva per il regalo in sospeso. Ecco, anche voi contribuite a questa iniziativa in che modo? Allora, la nostra partecipazione, come lo scorso anno, è quella di coinvolgere più imprese possibile, più attività possibile, in modo da mettere a disposizione di tutte le persone che vogliono lasciare un voucher, un regalo per i bambini più bisognosi. Ad oggi molte attività hanno già risposto e speriamo nei prossimi giorni di coinvolgere ancora altre attività e fare in modo che il successo sia garantito, perché quando il Natale arriva deve arrivare per tutti.